Presidente, dal dibattito sono emersi molti aspetti critici nonostante la fluidità delle relazioni tra Italia e Svizzera e fra il patronato Italwil e il sindacato Unia in Svizzera. Però appunto per far fronte a queste aree critiche, come può incidere il patronato Italwil in Svizzera? Allora, come patronato siamo confrontati quotidianamente alle problematiche degli italiani immigrati in Svizzera, che va dalla previdenza sociale al permesso di soggiorno, al posto di lavoro, eccetera, eccetera. È chiaro che noi siamo competenti per la parte che riguarda la previdenza sociale, mentre per quanto riguarda il contratto di lavoro noi collaboriamo e abbiamo un accordo di collaborazione con l'Unia. Da parte nostra abbiamo sollevato più volte, sia in sede nazionale che a livello anche di associazioni organizzate come il Comic e il CGE, le problematiche che riguardano gli italiani all'estero, in modo particolare la Svizzera. E più di una volta purtroppo sono stati solo ascolti, non abbiamo avuto risposte positive, però non demordiamo, vale a dire che siamo sempre attivi, siamo sempre a sollevare le problematiche che ci concernono da vicino, anche perché l'emigrazione è cambiata molto rispetto agli anni 60, 70, 80 che avevamo in Svizzera. Oggi, come è stato detto in questo convegno, l'emigrazione è una giovane emigrazione multiculturale, parlano già una lingua estera almeno e sono persone con laureati, con dei master che vengono in Svizzera. E ci capita spesso, quasi quotidianamente, presso l'Italwil in Svizzera, di ricevere mail da tutta l'Italia dove ci chiedono informazioni, come fare per venire in Svizzera, io sono laureato, questo, quell'altro, eccetera. Per favore aiutateci. E non solo giovani, abbiamo avuto perfino persone, marito e moglie, che sono venuti da Palermo con 3 figli, hanno lasciato i figli dai nonni e hanno detto noi stiamo girando l'Europa, abbiamo cominciato con la Svizzera perché non si può più vivere in Italia e di conseguenza lì ci siamo adoperati a fare una mail, a girarlo nei nostri uffici, dire se avete qualche conoscenza di qualche posto di lavoro, per cortesia tenete presente che questa famiglia è disperata. E come questa famiglia, ripeto, è raro avere una famiglia, marito e moglie, laureati tutti e due, siciliani che lasciano il figlio in Italia, però ne abbiamo quotidianamente dei giovani, laureati pure, che cercano un posto di lavoro. È chiaro che quando vengono in Svizzera questi giovani non hanno le problematiche che avevano i nostri emigrati che venivano con la valigia di cartone, però i problemi sono sempre gli stessi, non conoscono niente della società in cui vengono a vivere, dell'ambiente, delle leggi locali e noi dobbiamo informarli sulle assicurazioni sociali, devi farti una cassa malattia, ci vuole un permesso di soggiorno, ci vuole un appartamento, ci vuole un salario che ti permetta di vivere in Svizzera. E quando ti dico permette di vivere, c'è qualcuno che pensa che con 2.500 franchi 2007 può venire in Svizzera è tutto contento perché rispetto all'Italia gli 800.000 euro sono 2.000-2.200 euro. Con 2.000 euro in Svizzera non si vive, neanche con 2.500, ci vuole tra i 3.500 euro e i 4.500 minimo per vivere in Svizzera. Ecco, li rendiamo attenti, li diciamo attenti, non è la Babilonia la Svizzera. La Svizzera si può lavorare tutto, però bisogna non credere a tutto quello che si dice della Svizzera. È bella, è bellissima, è facile, si va a lavorare, eccetera. Allora a questo punto noi più di una volta cerchiamo di non farli desistere, poi di dire riflettete bene prima di lasciare l'Italia, se avete un posto sicuro e noi vi aiutiamo a trovarlo questo posto, ok, fate il passo, altrimenti vedete se potete trovare qualcosa in altri paesi, perché la Svizzera veramente è un paese extracomunitario, tra virgolette, ma che però ha le sue leggi e i suoi usi e abitudini che non tutti si abituano quando vengono. Dove uno potrebbe salvarsi è sempre tra virgolette il Canton Ticino a causa della lingua, però nella Svizzera interna se non si parla il tedesco o il francese con una seconda lingua che deve essere l'inglese sarà difficilissimo a potersi integrare.
Ecco il perché dico, le migrazioni negli anni 60-70 erano lavoratori edili, metalmeccanici, senza preparazione di base, senza un diploma, però si formavano sul posto di lavoro. I datori di lavoro formavano i nostri lavoratori italiani che venivano e dopo un anno, 2 anni, molti di questi lavoratori sono diventati capocantieri, caporeparto nelle fabbriche e hanno più esperienza dei nuovi laureati, purtroppo dico, non hanno quelle conoscenze dunque scolastiche, però dunque sanno lavorare e lavorano molto bene. Il risultato lo vediamo in Svizzera: ponti, strade, immobili, palazzi, cioè chi l'ha costruito? Ha costruito i nostri lavoratori italiani degli anni 60, 70, 80. Questo vuole essere un appello anche al governo, attenti al Job Act, perché effettivamente è così. Cioè, l'Italia forma molto bene i giovani, li prepara dal punto di vista scolastico, dico universitario, però non basta questo, non basta per l'estero. All'estero abbiamo bisogno di persone che conoscono anche il sistema di vita all'estero e che abbiano le conoscenze che richiede il luogo dove vanno ad operare. E spesso io, prima di essere all'Ital, ho trascorso un quarto di secolo presso il sindacato Unia, sindacato col quale oggi collaboriamo molto strettamente tra Ital, UIL e Unia. E lì mi ricordo benissimo che negli ultimi anni 90 le ditte mi telefonavano per dirmi: avete operai italiani, avete muratori. Io gli dicevo: purtroppo quando li avevamo li avete fatti scappare, perché non c'era più la possibilità. Con la prima crisi l'italiano, una volta licenziato o vedeva che gli mancava il lavoro, si vergognava di andare a timbrare. A timbrare vuol dire andare in disoccupazione o andare ai servizi sociali, e questa italianità di allora oggi non c'è più. Oggi se uno perde il posto di lavoro, la prima cosa che fa: ma tanto c'è l'assistenza sociale, c'è la disoccupazione. Invece i primi emigrati riflettevano e pensavano diversamente: vado all'estero per lavorare perché c'è un obiettivo, devo realizzare qualcosa in Italia, che normalmente era la casa, l'appartamentino che avevano, e poi dopo 10-15 anni se ne tornavano. Ma anche quella emigrazione lì non è più tornata in Italia, perché i 10 anni sono trascorsi, i 15 pure, i 20 pure, i figli che sono nati qui sono arrivati ventenni, hanno frequentato le scuole svizzere, hanno fatto un apprendistato, hanno studiato, si sono sposati, hanno avuto figli a loro volta, e i nonni, cioè i primi emigrati, l'idea che avevano di ritornare in Italia non ce l'hanno più. Allora oggi hanno la casa in Italia, pagano tasse, come lo sai benissimo, lo sapete benissimo, molto salate, come IMU, come immondizia, come elettricità, eccetera eccetera, e vengono in ufficio oggi per dire: cosa devo fare io, perché devo pagare come seconda casa, questa casa che adoperano 15 giorni all'anno, i miei figli non ci ritornano più in Italia, e allora loro fanno la scuola 2 mesi in Italia all'anno, 2 o 3 mesi, e poi ritornano in Svizzera perché hanno i figli e i nipotini. Ecco, questa immigrazione è finita, finirà pian piano con il prossimo decennio. Non ci sarà più questa immigrazione, ci saranno i nostri giovani. Non so se mi rispondo, almeno ha un senso un patronato italiano in questa condizione, in questa situazione, o più che un patronato italiano, un patronato globale? Secondo noi ha sempre più senso e è sempre più richiesta l'assistenza al patronato. Vediamo che il governo italiano sta tagliando un po' dappertutto, compresi i consolati. Eravamo, come è stato detto, 22 tra agenzie consolari e consolati in Svizzera negli anni del boom economico, dove eravamo 560.000 italiani. Oggi sono rimasti 4 consolati generali e una cancelleria consolare. Di conseguenza, venendo a mancare tutte queste strutture italiane, dove si rivolgono i connazionali qui residenti? Si rivolgono al patronato per il passaporto, per la carta d'identità, per il certificato di nascita, per qualsiasi documento, e noi dobbiamo andare su internet, scaricare il formulario, riempire e dire: per favore devi rivolgerti al consolato. Ecco il perché sempre di più abbiamo sempre più lavoro, ma lavoro che spesso e volentieri non è purtroppo ancora riconosciuto dal nostro governo. Degli accordi di collaborazione molto più avanzati che in altri